Quest'oggi sono state commentate dalle autorità competenti, lei, l'assessore Marin, il comandante della polizia locale e tutti i fatti avvenuti sabato sera alla Maxi Rissa in centro storico a Montebelluna. Ecco, qual è la risposta a questo disagio giovanile da parte dell'amministrazione? La risposta è che le politiche giovanili con questa amministrazione sono sempre state una priorità. Ricordiamo 115.000 euro di risorse proprie in 3 anni, altri 500.000 euro di risorse sovracomunali riguardanti e afferenti tutta l'area montebellunese. Quindi agiamo su due parti, da una parte delle politiche giovanili con le innumerevoli iniziative in cui i protagonisti sono i giovani che si sono resi protagonisti già con il reboot giovani, quindi nella costruzione di queste nuove politiche giovanili, a partire, tanto per fare un esempio, dal logo. Ma poi c'è anche tutta la partita della sicurezza. Ecco, abbiamo un'implementazione per quanto riguarda il weekend, soprattutto il sabato, la presenza della polizia locale e dei carabinieri, perché dobbiamo monitorare la situazione. Verranno schedati. Successivamente chiederò un incontro ai genitori perché risaliremo ai genitori e a cui spiegheremo se sarà necessario che è giusto essere amici dei figli, ma prima ancora dobbiamo essere genitori. L'educazione non può essere solo una materia di competenza del sindaco, dell'assessore, delle autorità di polizia. L'educazione parte dalla famiglia.